Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio imperdibile che assegna su Radio Libertà ogni settimana al direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e saluto tutti voi. Bentornato su Radio Libertà. Grazie. Allora, questo Bamba è, diciamo, particolarmente gustoso, mi permetto di dire. Sì, io spero quantomeno. Diciamo che questa settimana si è imposta una persona sulla quale non avevamo dubbi, cioè il Bamba lo assegniamo alla Schlein, che è il capo del PD, quindi della sinistra più sinistra d'Italia. E perché glielo assegniamo? Non così perché ci sia particolarmente antipatica, ma perché tutti ricorderanno ha in modo enfatico istituito il cosiddetto campo largo, ma questo campo largo si è rivelato un camposanto, nel senso che si è sfasciato tutto e quindi alle prossime elezioni, che non saranno imminenti ma poi alla fine arrivano, sarà veramente un disastro, perché il campo largo non esisterà più e quindi i voti saranno sempre gli stessi più o meno, percentuale più, percentuale meno, e quindi la nostra Schlein farà la figura che si merita, cioè una figuraccia. Io sono convinto che per combattere la destra la prima cosa da fare è smettere di parlare di fascismo, perché il fascismo è, diciamo, nelle illusioni di molta gente, ma nessuno mai penserebbe di ripristinare il periodo mussoliniano, e quelli che si attaccano a questa favola naturalmente sono destinati a far ridere il popolo, tranne qualche giovanottone che va in piazza a fare, diciamo, a fare del caos per combattere un nemico che non c'è più, che è scomparso da molti anni, cioè il fascismo. Ne abbiamo qualche ricordo nei libri e soprattutto in qualche film che ogni tanto ci propone la RAI e anche le televisioni private, ma sono tutte storie vecchie che ormai alle quali nessuno crede più, nel senso che il fascismo c'è stato, è stata una tragedia, ma ormai sono passati 70 anni e quindi non credo ci sia da temere nulla. Però quando la sinistra non trova un altro argomento che non sia il fascismo, veramente vuol dire che è alla frutta. Non ci sono tantissimi problemi in Italia da risolvere e che dovrebbe risolvere anche il governo di centrodestra, e ci sta provando e in qualche caso addirittura c'è riuscito. Però in sostanza non bisogna continuare a ripetere le stesse cose, perché l'elettorato si annoia, capisce che dietro le chiacchiere non c'è niente, per cui saremo, diciamo, anche alle prossime elezioni alla stessa solfa, con il centrodestra che la spunterà, perché indubbiamente il suo governo non sarà il migliore del mondo, ma non è neanche il peggiore, mentre i poveri ex comunisti continueranno ad arrancare. In sostanza i veri nostalgici sono loro, sono nostalgici di una sinistra dominante che tutti ricordiamo cosa ha prodotto negli anni 60 e 70, compreso il terrorismo comunista. E il terrorismo comunismo aveva un nome, le Brigate Rosse, che hanno fatto più danni di un terremoto. Indubbiamente. Tra l'altro tu parlavi di chiacchiera, la Schlein ha portato la chiacchiera a uno stadio ulteriore, secondo me, cioè la supercazzola, no? Nel senso che spesso anche nelle sue espressioni pubbliche è sembrata più virare verso la supercazzola, diciamo, no? Sì, che c'è una vacuità di fondo, e tu hai ragione nel chiamarla supercazzola, perché è proprio sono discorsi vani, discorsi che lasciano il tempo che trovano, che si disperdono nel nulla e non arriveranno mai a una minima conclusione.
Certo. Mi colpiva anche questo, no? Quando la Schlein, diciamo, prende la guida del PD, tra l'altro il PD è l'unico partito, credo, nel mondo, no, che si fa scalare il partito dal primo passante, perché la dirigenza del PD voleva Bonaccini, gli iscritti del PD volevano Bonaccini, ma alle primarie può votare chiunque, e quindi, come dire, è arrivata la Schlein. Sì, no, hai ragione, perché poi naturalmente far votare i passanti significa eleggere la SLAI, che nessuno sapeva chi fosse. Io non conoscevo nulla della sua vita, delle sue opere, e quindi è diventata all'improvviso e inopinatamente capa del PD, e qui si vedono i risultati, e i risultati sono, diciamo così, talmente esigui, anzi inesistenti, da far venire la nausea agli stessi iscritti. Certo, e mi colpisce che lei da subito fa del campo largo il suo obiettivo politico, no? Se vuoi un po' replicando il vecchio schema dell'accozzaglia che andava da Mastella a Bertinotti, no? Cioè quel format lì, con probabilmente meno capacità di Prodi, che non è un personaggio che noi amiamo, per usare un eufemismo, ma insomma forse aveva qualche capacità in più di lei, ecco. Non c'è dubbio, Prodi tutto sommato è una persona seria, che insomma qualche cosina è anche riuscito a fare, compresi molti errori, però era un uomo di un'altra statura, un'altra intelligenza, mentre la Schlein mi sembra che sia come una farfalla, si posa un po' qua, un po' là, ma non combina assolutamente niente, e la cosa non è che proprio ci dispiace, per amor di Dio. Però è triste vedere all'opera una persona del genere che guida un partito popolare. Sì, certo, no, diciamo lunga vita Elli, da questo punto di vista hai ragione, perché, ma quando lei inizia questa cosa del campo, cioè mi ha sempre colpito questo, no? Che è sempre stata lei a rincorrere, a corteggiare, se vogliamo fare una metafora amorosa, Conte, che ha la metà dei consensi, e insomma mi è sempre sembrato mortificante che il partito erede della storia della sinistra italiana sia sempre stato lì a rincorrere questo avvocato del popolo, che l'altro giorno poi l'ha, diciamo, sfanculata, per dirlo filosoficamente, definitivamente, perché ha detto il campo largo non esiste più, lo certifichiamo stasera. Cioè, perché farsi prendere a schiaffi da questo figuro, ecco? Sì, in effetti questa cosa lascia molto perplessi e sorprendente, insomma, perché Conte poi non è che abbia un partito così massiccio alle spalle, e poi dopo diciamo, anni di presenza sulla scena politica si è dimostrato inconsistente, quindi abbiamo un'altra persona inutile che doveva essere l'avvocato del popolo, e invece è soltanto l'avvocato delle cause perse. Sì, decisamente, in fila, perse in fila. E tra l'altro il casus belli sembra il ritorno di Renzi nel centro-sinistra. Ora non so cosa ne pensi tu di questa cosa, ma Conte dice che se non c'è più il campo largo è colpa di Renzi. Insomma, siamo un po' alla commedia, ecco. Sì, io infatti non riesco a capire in che cosa possano consistere le colpe di Renzi. A me Renzi non è antipatico, diciamo che il suo governo non si è comportato male. Naturalmente poi ha perso la testa quando ha perso il referendum, perché lui pensava di ottenere un risultato favorevole, e invece il referendum è stato bocciato. Ma avere un referendum bocciato non significa dimettersi dal ruolo di Presidente del Consiglio. Lui l'ha fatto, quindi è stata la sua prima bischerata, a cui poi se ne sono aggiunte altre. Però insomma Renzi, se non altro, quando parla capisco cosa dice. Sì, più dei due soggetti di cui sopra, sicuramente. Sì, infatti. Sicuramente. Ma adesso, come vedi, ora ci sono delle importanti elezioni regionali, no, imminenti, Emilia, Liguria, Umbria. Non si capisce, cioè esiste un fronte unito delle opposizioni? Non esiste? Può esistere solo a volte? Cioè, in che stato è l'opposizione? Che comunque fa parte, no, di una democrazia compiuta, no? L'esistenza di un'opposizione autentica. Ci mancherebbe altro, l'opposizione diciamo, ha una funzione fondamentale in democrazia, ma bisogna che sia una opposizione seria e che fa delle proposte, diciamo così, alternative rispetto a quelle del governo. Invece mi sembra che la Meloni marci dritta e addirittura non ascolti le chiacchiere né della Schlein
né di Conte né di Renzi, perché ormai sul versante di sinistra si va a tentoni come l'armata Brancaleone e quindi non succederà niente alle prossime elezioni regionali. Può darsi che qua e là registri qualche vittoria, ma bisogna vincere nel paese, non a Macerata, per dire, dico la battuta. Sì, certo, chiarissimo. Comunque, diciamo, possiamo considerare ufficialmente defunto il Campolargo, politicamente trasformato in Camposanto? Secondo te è un tormentone che tornerà? No, non credo che possa tornare perché si è sfibrato e ormai diventa difficile, anche perché la sinistra è piena di partitini, è piena di iniziative personali, non si capisce più niente e quindi la gente laddove non trova un discorso chiaro e netto scappa, fugge e fa benissimo perché dei cialtroni è meglio diffidare. Sempre. Tra l'altro ricordiamo che in questo quadro, per finire il puzzle, c'è anche il partitino, no, rosso-verde di Fratoianni Bonelli, che anche loro trattano la Schlein con una certa sufficienza, no? Cioè gli hanno detto, vabbè sì, basta parlare di Campolargo, non rompere, andiamo avanti. Ecco, diciamo che vista da osservatori non sembra la leader, no, di questa ipotetica coalizione. No, assolutamente no, è leader malapena di se stessa. Io credo che la sinistra sia talmente frantumata e divisa in partitini che non hanno nessun senso, tra verdi, arancioni, non si capisce più niente. E quando la gente non capisce fa un passo indietro, non un passo avanti. Esatto, un passo indietro dalle urne rispetto alla sinistra. In questo caso possiamo chiudere ribadendo lunga vita a Elly, quindi paradossalmente. Ah beh, è stata mandata dalla provvidenza per agevolare il cammino della destra. Direi che su questa chiosa possiamo consegnarle un convintissimo bamba e darci Sì, appuntamento a settimana prossima. perfetto, un saluto a tutti, anche a te particolarmente. Grazie Ciao. direttore, a prestissimo.